buon pomeriggio dallo stadio comunale Giovanni Terzi di Seriate. Punta l'avversario, Sportiprone sul destro e poi il tiro di Vigrino, la ribattuta di Radatti, la corsa sulla sinistra di Bonacina, ancora Bonacina subito di prima, il traversone ribattuto, potrebbe smarcarsi il numero 9, la conclusione termina sul fondo, deviata dal portiere Marco Marchesi vicino al gol. Il destro giro di Gianluca Marchesi termina sul fondo. Il tiro di Iorio, il gol improvviso, il gol di Iorio, il gol di Iorio, era terminato a terra un giocatore ed è tuttora a terra, si erano fermati un po' tutti, non Iorio che ha scaricato un destro terrificante alla sinistra di Carrara, ha portato in vantaggio il Castiglione. Bertacchi, pallone in area, attenzione la battuta al volo di Marco Marchesi. C'è la traversa incredibile, un pallonetto che rischiava di essere beffardo per Radatti. È arrivata la traversa di Gotti al 30°. Il passaggio sbagliato, il pallonetto di Marchesi, di Marco Marchesi, termina sul fondo, sbagliato il rilancio di Mazzini, attenzione a Morandi, Bonacina, la parata di Radatti e poi sotto misura non ci arriva Zafferi, incredibile palla gol sprecata dall'Aurora Seriate, incredibile. Però si fa sfuggire il pallone Mosa, attenzione a Mazzini, il dribbling, Mazzini. C'è Iorio, il destro, la risposta di Carrara, la rimessa è per l'Aurora e l'arbitro fischia con 5 secondi di anticipo. Il Castiglione Savoia espugna dopo il campo di Castagnato anche quello di Seriate e approda al terzo turno. Diciamo che è stata una grandissima sofferenza, abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che non ci ha accompagnato durante tutta la stagione. E oggi abbiamo fatto una partita comunque di grande intensità, di grande voglia di portare a casa questo risultato prestigioso. Sono felicissimo perché ho visto anche parecchia gente di Castiglione seguire la squadra con grande entusiasmo e questo secondo me era diciamo forse l'aspetto più positivo di questa giornata. La forza di questa squadra è stato quello di venire a stanare sul proprio campo due grandissime formazioni. Abbiamo fatto due imprese, abbiamo vinto su due campi davvero difficili contro due grandi squadre, quindi la nostra squadra ha dimostrato di avere carattere, di avere voglia di arrivare fino in fondo e finalmente c'è tanta gloria anche per il Castiglione.